Cari telespettatori, ben ritrovati, ben ritrovata anche Maria Trentin, eccola qui, siamo in esclusiva, ce l'abbiamo tutta per noi, che è componente del gruppo di lavoro sui temi sociosanitari dell'FNP CISL del Veneto, rappresentante dei sindacati dei pensionati FNP, SPI e WILP nella consulta regionale per l'invecchiamento attivo. Allora, parleremo di un tema che è molto confacente al periodo, alla stagione, anche al momento, ovvero l'estate e i cambiamenti sociali che avvengono in questo momento. Perché? Perché tante famiglie prendono magari le ferie, si spostano lasciando necessariamente dei periodi le città un po' più deserte, le famiglie un po' più sguarnite, molti anziani si sentono più soli, di fatto possono essere veramente più soli contingentemente, però purtroppo il dato di fatto è che le ferie tendenzialmente sono concentrate in questo periodo di tempo. E quindi che cosa fare quando poi la temperatura si alza particolarmente, le città sono insostenibili afose, i centri sono meno popolati e può succedere qualche cosa, molti anziani vanno anche in ansia, si allarmano molte volte. Ci sono dei presidi, ci sono tante cose che possono venire in supporto e in aiuto, bisogna conoscerli naturalmente, però Maria Trentin, voi avete tutta una specie di un prontuario così, diciamo in certo qual modo, che in realtà sono i consigli del buon padre di famiglia per affrontare al meglio l'estate e soprattutto per tranquillizzare chi ci ascolta, che magari sono persone che non escono di casa, che sono lì che ci stanno guardando però hanno over 80 o più, oppure non se la sentono di muoversi con questo gran caldo. Non tutti abitano in centro città, alcuni sono un po' fuori e quindi hanno bisogno di un supporto anche psicologico, vero? Sì, allora io direi che come sempre deve aiutarci il buonsenso, perché se è troppo caldo evitiamo di uscire o usciamo mattino presto e alla sera quando il sole è calato. Santo buonsenso che non tutti ascoltano. Ma è proprio una questione di buonsenso, di ragionamento, no? Poi se andiamo anche a prendere le abitudini dei nostri anziani un po' ci insegnano queste cose. Penso che uno dei grandi problemi delle persone anziane è la disidratazione, che già di per sé ti viene meno l'istinto di bere quando diventi anziano. Con l'estate ancora di più, quindi... Cioè non sentendo la sete non vuol dire che non bisogna bere. Non sentendo il bisogno di bere, con il caldo ti disidrati ancora di più perché sudi un po' di più e quindi magari anche mangi un po' meno, ecco. Quindi l'idratazione, che non vuol dire solo acqua, ma anche una bella spremuta, acqua e limone, un succo di frutta, se si può bere un succo di frutta, perché chi è diabetico il succo di frutta non lo beve, ma ci sono alternative. E l'altro grande aiuto deriva dalle verdure fresche, perché contengono molta acqua, sono fresche perché magari le tiri appena fuori dal frigo, quindi ti danno anche ristoro. Io credo che anche qualche buon gelato ci stia, io per esempio ne sono molto golosa. Però io credo che le prime cose da fare sono proprio queste, le cose minimali, Poi c'è anche chi, molto spesso i comuni, aiutano in questi momenti difficili, creando anche luoghi dove magari trovare un luogo più rinfrescato, più fresco. E da questo punto di vista io credo che per esempio una telefonata in comune per capire se il mio comune fa qualcosa su questo, io credo che questo sia importante, no? Passeggiate nel verde, perché ormai poi il Veneto ha anche una buona, non magari la città, il centro città di Padova per dire, ma in tutti i paesetti nostri, anche della Pedemontana, queste cose qua, luoghi freschi ne trovi perché c'è molto verde e quindi ecco. Bisogna stare attenti sicuramente alle terapie che facciamo. Allora, noi anziani sicuramente tutti prendiamo qualche compressa, no? Qualche farmaco. Per esempio il caldo fa abbassare la pressione, quindi magari misurare la pressione una volta in più ci aiuta a capire se devo fare un pronto al dottore e dire: dottore, prendo ancora
la compressa da 100 mg piuttosto che da 50, per dire, ecco. Quindi sono tutti accorgimenti che devono essere anche dettati dal buon senso e dalla capacità anche di avere punti di riferimento, perché quello più che altro, perché magari ci sono persone, i comuni, le associazioni di volontariato normalmente fanno. C'è anche qualche casa di riposo che organizza per gli anziani qualche giornata, ma anche ludica un po', no? Per stare in compagnia, per non restare proprio e dentro le case isolati. di riposo molte volte c'è l'aria condizionata, tra l'altro. Organizzano eventi, qualcosa, e dentro si sta anche freschi. E io credo che le associazioni di volontariato, se c'è qualcuno che ha bisogno magari della spesa perché non può muoversi o d'altro, io credo che si trovi insomma un aiuto. Aiuterebbe molto se riuscissimo anche a recuperare una cosa che un tempo c'era più di oggi, che è un buon vicinato. I rapporti di vicinato. Un buon vicinato. E quello è una cosa importante, perché appunto quando uno dice mi sento solo, avrei bisogno di una persona, sapere che c'è qualcuno che potrebbe interessarsi a me. Vicina di casa. Esatto, bisognerebbe tenere. Però questa mentalità non è così diffusa nelle grandi città. L'abbiamo un po' persa perché gli ambienti una volta, anche le contrade, le vie, tutti si conoscevano. Oggi non è più così. Io sono nata e vivo ancora nello stesso posto in cui sono nata. Io ricordo che conoscevo tutti quelli della mia via, adesso qualcuno forse. Allora da questo punto di vista è chiaro che per esempio anche le amministrazioni comunali, se sollecitassero un po' azioni di buon vicinato, sarebbe un buon aiuto per chi ne ha bisogno, ma potrebbe anche essere un buon aiuto per il comune stesso, perché se c'è qualche criticità il comune può essere avvisato, l'assistente sociale piuttosto che i vigili, ecco. Quindi magari eviteremo qualche volta di trovare qualche anziano che è lì bloccato da giorni senza aiuti, ecco. Quindi un buon recupero di un buon vicinato sarebbe veramente un lavoro interessante da fare. E poi comunque esiste anche il telefono amico per chi si sente solo. Ci sono associazioni che hanno il telefono amico, ci sono queste cose. È che non vengono in mente il problema forse è che non tutti conoscono queste attività. Infatti volevo dire, queste cose qui esistono il volontariato, ci sono tante, anche studenti che si rendono disponibili in collaborazione con associazioni di categoria, negozi di vicinato, eccetera, però non si conoscono, perché magari vengono comunicati come uffici stampa alle testate giornalistiche, però poi non vengono diffusi perché non sono notizie di cronaca, ma sono cose organizzative. Quindi bisognerebbe che tutti gli enti facessero un megafono territoriale per dare informazioni ai cittadini, perché poi queste persone di cui stiamo parlando sono quelle che non hanno accesso a internet, che è un'altra cosa. Cioè non hanno la televisione, ma magari non hanno la dimestichezza col cellulare come motore di ricerca. Sì, e quindi non hanno queste conoscenze. Ma io pensavo adesso che finché parlava, io credo che per esempio sollecitare qualche comune, come ci danno, almeno nel mio comune, ogni anno ci arriva il calendario per le immondizie differenziate, no? Quindi il lunedì una cosa, martedì l'altra, ecco. Io credo che per esempio fare un'informazione in ogni famiglia anche da questo punto di vista potremmo anche provare a sollecitarlo, insomma potrebbe essere un lavoro che si fa, però io credo che per esempio se uno è solo, soprattutto se una persona è sola, ha i figli che magari lavorano lontano, non ha molte relazioni di vicinato, queste cose qua, io credo che avere comodo vicino al telefono il numero dell'assistente sociale ma gli assistenti sociali, l'assistente sociale che ruolo ha? Perché poi anche questo è proprio l'assistente sociale, se tu segnali qualcosa è lei che si attiva per dire mando qualcuno a vedere, mando i vigili, vado io, quindi è un punto di riferimento che ha una rete. Funziona quindi? Sì.
Normalmente i servizi sociali funzionano, non è che poi vorremmo che facessero di più, non fanno magari a sufficienza rispetto ai bisogni, ma non è colpa di chi ci lavora dentro, magari ci vorrebbe più personale, però io credo che per esempio da questo punto di vista associazioni di volontariato e il comune siano sicuramente... Che cosa fa il sindacato? Allora, noi stiamo anche con la nostra associazione di volontariato, noi abbiamo associazione di volontariato, l'Anteas. Allora anche con loro lavoriamo molto, per esempio, su questione della solitudine, no? E lavorare sulla solitudine vuol dire anche provare a sperimentare modalità di intervento nel territorio. Ecco. Dipende molto dal contesto territoriale, perché un conto è farlo in una contrada del mio paese dove ci sono 6 case in tutto. No, perché il mio paese ha un centro piccolo ed è molto disseminato nelle colline. Un conto è invece farlo in qualche zona di Padova, per esempio se prendo l'Arcella, è un contesto molto ampio, molto popolato. Ci sono esperienze che ci dicono che per esempio si potrebbe anche fare, stanno sperimentando qualche riferimento condominiale. Per esempio, ecco. Quindi stiamo un po' lavorando su questo, però è chiaro che questo dipende molto dalla capacità di tutti i soggetti, quindi compreso anche il sindacato, di mettersi in rete, di fare sistema, perché dove non arriva uno dovrebbe arrivare l'altro. Ecco, noi stiamo anche con la contrattazione territoriale sollecitando tutte queste... Quali sono gli ostacoli che per lo più incontrate? Beh, intanto bisogna vedere la disponibilità dei comuni. Questa è la cosa fondamentale. Che dipende molto anche dall'impostazione politica a volte, primo. Secondo, molto spesso tutte queste cose sono relegate ai servizi sociali, che non sono il primo problema per un sindaco. Lo trovi molto di più tarato su edilizia, su sviluppo, su rotatorie, su tutte queste cose, ma i servizi sociali a volte sono, non dico residuali, perché non è così, però insomma ha il suo budget, fa quello, ecco. Dipende poi anche dalla dinamicità dell'amministrazione, perché se hai un'amministrazione attenta che prova anche a sperimentare modalità nuove, puoi fare qualcosa in più, insomma, puoi fare qualcosa in più. Questo è uno dei primi ostacoli. L'altro grande problema sono le risorse finanziarie, perché se tu vuoi fare anche un controllo diffuso del territorio, hai bisogno in parte del volontariato, e lì basta trovare i volontari, che oggi non è così facile. Non è che basta. Bisogna far loro formazione, perché se li mandi in casa di qualcuno devi essere garante in qualche modo della qualità dell'approccio che proponi, e se no serve personale, il personale costa e non sempre i budget comunali sono sufficienti. Sono in condizioni di farlo. L'invecchiamento attivo di cui si occupa da tantissimo tempo vorrebbe dire essere anche artefici di queste cose, quindi non solo andarle a cercare, ma rendersi disponibili per fare qualche cosa, no? Uno che si sente un po' in forza, oppure perché a volte rendendosi utili si scopre che si ha più energia, che la giornata passa più... Fare volontariato è una cosa che dona, ma che anche ti dà. E quindi chi ha disponibilità a fare un po', anche in una mezza giornata, voglio dire, a settimana, può anche essere di aiuto, perché sai, se sei in 10 copri un bel po' di tempo. Quindi la disponibilità delle persone, anche di fare volontariato presso qualche associazione, qualunque associazione sia, che magari ti è vicina a casa, aiuta te a star dentro una rete sociale. A spendere bene il tuo tempo e nello stesso tempo magari aiutare qualcuno che in quel momento si trova in un momento di bisogno, quindi è importante questo, è importante. Poi arrivano i servizi, ma anche il volontariato è una cosa... Allora parliamo anche dei servizi e di
che cosa vuol dire anche fare volontariato, che è qualcosa di estremamente importante, ma quali sono anche i servizi di supporto ai cittadini, dopo la pubblicità, tra poco.